Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Paura ad Augusta dopo le fiamme esplose in uno stabilimento di rifiuti. L'incendio è ancora attivo, la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta ed è allarme diossina. Il caldo, Palermo unica città col bollino rosso in Sicilia, nel capoluogo 35 gradi e un elevato tasso di umidità, record di telefonate al 118 da parte degli anziani. Nel tir trasportava più di 60 kg di cocaina che avrebbero fruttato proventi illeciti per oltre 13 milioni di euro e rifornito le piazze di spaccio catanesi, arrestato un trentenne. I misteri della strage di Via D'Amelio e le novità emerse dopo la scoperta del GICO della Guardia di Finanza di Caltanissetta, ritrovati i brogliacci delle intercettazioni dell'inchiesta Mafia Appalti di 35 anni fa. Presidi fissi a terra e un'unità di ricerca e soccorso attiva 24 ore su 24. È l'operazione Mari e Laghi Sicuri 2025 voluta dalle capitanerie per garantire sicurezza e tutela ambientale dei litorali. Estate fa rima con costumi e dunque anche con la moda, dai bikini anni 60 all'intramontabile intero, le tendenze dell'estate 2025. Cuore, musica e sicilianità, Lello Analfino riempie Piazza Marconi ad Agrigento tra messaggi di pace e un omaggio alla sua città. Calcio, primo weekend di mercato nella finestra estiva del 2025, il Palermo un tassello alla volta prova a costruire l'organico del futuro e il Catania dopo l'addio di Inglese sonda le alternative in attacco. Di nuovo bentrovati e buona domenica. Non è bastato un giorno dunque per spegnere il grosso incendio allo stabilimento Ecomac di Augusta. Rifiuti, soprattutto plastica, ancora in fiamme. I sindaci invitano a restare a casa ed è allarme diossina. Sentiamo Francesco Aloi. Brucia ancora lo stabilimento di Augusta, andato a fuoco ieri, dove si smaltiscono rifiuti speciali non pericolosi. Vigili del fuoco e protezione civile lavorano incessantemente per spegnere i focolai di plastica compattata che continuano a sprigionare fumi nell'aria. Stamattina la nube di fumo era meno densa, ieri invece era così. Adesso però c'è paura per la diossina. Spetterà ai tecnici dell'ARPA dare risposte sulla qualità dell'aria e su eventuali rischi per la salute. E in via precauzionale i sindaci della zona invitano i cittadini a restare a casa. A Priolo il primo cittadino Pippo Gianni ha firmato un'ordinanza urgente che dispone anche lo sgombero delle spiagge. Quello di ieri è il secondo incendio grave in 3 anni, nello stesso stabilimento, e la procura di Siracusa ha aperto un'inchiesta per accertare se il rogo ha natura dolosa o se vi siano state carenze di misure di sicurezza. Queste immagini tanto stanno facendo il giro del web, ma la nube, come detto, spaventa i cittadini. La preoccupazione è tanta. Sicuramente la situazione preoccupa perché è inconcepibile che dopo il primo incidente di qualche anno fa non siano state prese le dovute precauzioni. L'incendio alla Ecomac si aggiunge ai fumi delle raffinerie. Respiriamo veleni, siamo nel triangolo della morte. Troppi casi di cancro, giovani morti di cancro ci sono in questo periodo. Quando gira il vento che viene verso qui, a volte si sente puzza di gas. Non si può abitare più ad Augusta, qua ci conviene che ne scappiamo di questo paese. Per spegnere del tutto le fiamme, secondo i vigili del fuoco, serviranno ancora diverse ore. Palermo dà bollino rosso per il forte caldo e se in molti fronteggiano le ondate di calore andando al mare, c'è chi invece rimane in città. Record intanto di telefonate al 118 da parte degli anziani. Sentiamo Marco Gulla. Oltre 35 gradi e ancora una volta giornata da bollino rosso a Palermo per il forte caldo. Record di chiamata al 118 soprattutto da parte degli anziani e sempre più bambini piccolissimi in arrivo all'ospedale di Cristina in stato di disidratazione. E se in molti fronteggiano le ondate di calore andando a mare, c'è chi invece rimane in città, come i tanti turisti che affollano il percorso arabo-normanno. Bottiglia d'acqua e ventaglio, impossibile separarsene. Tantissimi turisti insomma chiedono acqua. Sì, tantissimi. Noi la vendiamo a €1 per rinfrescare la gente, non è che ci guadagniamo chissà che.
per rinfrescare la gente, la vendiamo nero e siamo qui dalla mattina, diciamo, fino al pomeriggio, intorno alle 4, alle 5. Consigli ai turisti in questo momento? Sì, una bella granita o una bella acqua bella fredda e rilassarsi e godersi questa bellissima città. Già se ne va a mare, l'unico modo per fronteggiare questo caldo è andarsene a mare o stare dentro una grotta. E a mare c'è chi è andato percorrendo la 19 Palermo-Catania. Dopo la rimozione dei tanto discussi cantieri, il traffico è certamente più scorrevole. Non si registrano particolari disagi. Il forte caldo non abbandonerà il capoluogo anche nei prossimi giorni e infatti per le alte temperature scatta il divieto di circolazione per le carrozze. Lo ha stabilito un'ordinanza firmata dal sindaco Roberto Lagalla. La decisione è stata assunta in merito alle comunicazioni della Protezione Civile sull'eccezionale ondata di calore che investirà la Sicilia nei prossimi giorni e vista anche la relazione dell'assessore al benessere animale Fabrizio Ferrandelli. La cronaca adesso con un'operazione della Guardia di Finanza. Avrebbero fruttato proventi illeciti per oltre 13 milioni di euro. A Catania sequestrati oltre 60 kg di cocaina. Arrestato un trentenne, Desiree Ferlito. Fiumi di cocaina destinati al mercato del catanese viaggiavano su un tir rintracciato nella zona industriale di Catania. Tra il fondo e le pedane della merce trasportata, la Guardia di Finanza, con il supporto dell'unità cinofila, ha scoperto abilmente occultati 2 borsoni di colore scuro, contenenti ben 64 kg di panetti di sostanza stupefacente. I militari hanno identificato e arrestato un trentenne di origini campane. Ad insospettire gli agenti delle Fiamme Gialle durante il controllo è stato l'atteggiamento particolarmente nervoso dell'uomo. Da qui la scelta di una perquisizione più approfondita del mezzo pesante. La droga ritrovata avrebbe fruttato sul mercato dello spaccio circa 13 milioni di euro. Come se non bastasse, il grosso carico di cocaina, all'interno di un cassettino portaoggetti è stato trovato anche un piccolo quantitativo di hashish, oltre a denaro in contanti. L'uomo arrestato è stato condotto nel carcere di Piazza Lanza a Catania. Sequestri e multe della polizia in 2 ristoranti di Scordia nel Catanese. In tutto sono stati distrutti 44 kg di alimenti di vario genere privi della tracciabilità. Scoperti 5 lavoratori nero su 6, uno dei quali aveva meno di 16 anni. Uno dei locali per questo è stato chiuso con una multa di 14.300 euro. Uno dei dipendenti ha cercato di allontanarsi ma è stato immediatamente bloccato e identificato. A quel punto ha tentato di farla franca dicendo di aver usufruito della toilette del ristorante, ma i poliziotti hanno notato sui suoi abiti tracce di farina. La titolare dell'attività ha poi confermato che l'uomo svolgeva la mansione di aiuto pizzaiolo. Ritrovato nella tarda serata di ieri a Sutera, nel Nisseno, sul fondo di una scarpata, il corpo del turista belga di 49 anni che risultava disperso dal 1 luglio scorso. Secondo prime ricostruzioni sarebbe caduto in un burrone con la sua motocicletta. Ad allertare i carabinieri era stata un'amica dell'italo belga residente a Montedoro che aveva ospitato l'uomo nei giorni che hanno preceduto appunto la sua scomparsa. Si infittisce il mistero intorno alla strage Borsellino a pochi giorni dal 33esimo anniversario. Il ritrovamento delle intercettazioni dell'inchiesta Mafia Appalti potrebbe creare un collegamento fra le 2 vicende. Manlio Viola. Il ritrovamento di nastri e brogliacci delle intercettazioni dell'inchiesta Mafia e Appalti di 35 anni fa apre un nuovo spaccato in un'altra inchiesta, quella sul depistaggio per la strage di Via D'Amelio aperta a Caltanissetta. I PM nisseni mesi fa hanno iscritto nel registro degli indagati per favoreggiamento a Cosa Nostra l'ex magistrato antimafia palermitano Gioacchino Natoli e l'ex procuratore Giuseppe Pignatone, sospettati di aver insabbiato quella indagine che Borsellino poco prima di morire avrebbe voluto riaprire. Ma la difesa dell'ex PM dimostrò che l'ordine di istruzione degli atti era un provvedimento ordinario disposto su un modulo prestampato che all'epoca veniva usato in tutti i casi di archiviazione e dunque non provava nulla. A Natoli viene contestato dalla procura di Caltanissetta di aver insabbiato il procedimento aperto a Palermo dopo l'invio delle carte da Massa Carrara su presunte infiltrazioni mafiose nelle cave toscane. Lo avrebbe fatto con intercettazioni troppo brevi e nascondendo, d'intesa con un ufficiale della Guardia di Finanza, Screpanti, anche lui indagato, vere e proprie
autonome notizie di reato emerse da quelle intercettazioni. Fra queste, la messa a disposizione dell'imprenditore e politico Ernesto Di Fresco in favore del boss Francesco Bonura, nonché una concreta ipotesi di aggiustamento di un processo mediante l'interessamento di Di Fresco stesso nel procedimento pendente davanti alla Corte d'Assise di Palermo, sempre a carico di Bonura per un'accusa di duplice omicidio. Il ritrovamento pone un secondo interrogativo: perché l'ordine di istruzione non fu eseguito? Fatto sta che l'analisi di questi documenti adesso potrà essere dirimente in un senso o nell'altro. La politica e le inchieste. Il commissario di Fratelli d'Italia in Sicilia interviene dopo il coinvolgimento di Galvagno e Amata. Saremo rigorosi, dice. Il servizio è di Luca Ciliberti. Preoccupazione e attenzione. Il caso Sicilia, dopo le ultime inchieste su Galvagno e Amata, scuote il quartier generale di Fratelli d'Italia a Roma e le parole del coordinatore regionale del partito, Luca Sbardella, commissario inviato direttamente da Giorgia Meloni dopo i malumori interni che hanno fatto seguito alla vicenda del deputato Auteri e agli strascichi sul caso Cane e Sicily, non lasciano dubbi. A livello nazionale stiamo studiando il caso che coinvolge Gaetano Galvagno e Elvira Amata. Girano carte in maniera non regolare. Stiamo cercando di capire i fatti e non vogliamo sostituirci ai giudici che cercano reati. Noi valutiamo i comportamenti, anche se non si configurano reati. Siamo rigorosi e non facciamo sconti. Sbardella conferma un'interlocuzione continua con il presidente della regione Renato Schifani, che in queste ore ribadisce che l'assessorato al turismo, anche per il suo governo, sta diventando un problema. Se avessimo un quadro certo come partito potremmo prendere decisioni anche prima delle decisioni della procura, spiega Sbardella, senza escludere la richiesta di dimissioni dello stesso Galvagno in caso di rinvio a giudizio. I nervi, dicevamo, sono tesissimi. Il fatto di spostare a Roma le commemorazioni di Borsellino del 19 luglio, inizialmente previste a Palermo, è già un segnale forte. Parliamo adesso dei parcheggi a Catania, dove le strisce bianche sono sempre più rare. In centro solo stalli a pagamento o riservati alle forze dell'ordine. Difficoltà anche per i portatori di handicap. Anche in questo caso poi ci sono gli immancabili paradossi etnei. Tonino De Mana. Nel cuore di Catania non si trovano neanche con il lanternino. Cercasi strisce bianche, ormai sostituite da stalli blu a pagamento e gialli, riservati alle forze dell'ordine. Un chiaro esempio è il perimetro di Piazza Verga, dove specie di mattina, per la presenza del tribunale, trovare un posto equivale ad un terno all'otto e va peggio ai soggetti portatori di handicap. Nella zona del tribunale non ci sono strisce bianche, nella zona del tribunale ci sono pochissimi stalli disabili, malgrado dovremmo avere un rapporto di 1 a 20, un posto disabile ogni 20 posti a pagamento. E poi ci sono i paradossi. Il car sharing è stato sospeso l'1 maggio a Catania, malgrado ciò io l'8 maggio sono stato multato e malgrado nella mia autovettura avesse esposto il CUDE. L'opposizione sollecita verifiche sul numero degli stalli. Il Comune di Catania non ha mai fatto la verifica della quantità di strisce bianche, gialle e quelle a pagamento. Fondamentalmente troviamo la città disorganizzata e invasa da strisce blu. Le uniche strisce gialle che vediamo in più sono quelle delle forze dell'ordine e ci sarebbe da farsi una domanda: tutte le auto che sono parcheggiate sono auto di servizio? E non manca la frecciatina all'amministrazione Trantino sui 15 minuti di cortesia sulle strisce blu approvati dal Consiglio Comunale. L'amministrazione non ha messo ordine, anzi ci ha approvato il Consiglio Comunale con una delibera per istituire nuovamente il quarto d'ora ai autisti, ma in realtà il sindaco sembrerebbe essere contrario. Torniamo a parlare dell'estate, garantire sicurezza e tutela ambientale. La campagna Mari e Laghi Sicuri del 2025, voluta dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto. Già operativa la Guardia Costiera di Pozzallo, impegnata lungo il litorale della provincia di Ragusa. Veronica Barbarino. 5 mezzi navali operativi via mare, presidi fissi a terra e un'unità di ricerca e soccorso attiva 24 ore su 24. È l'operazione Mari e Laghi Sicuri 2025, la maxi campagna estiva voluta dal Comando Generale delle Capitanerie di Porto per garantire sicurezza, legalità e tutela ambientale lungo le coste italiane. Coordinata per la Sicilia orientale dalla Direzione Marittima di Catania, l'operazione coinvolge in prima linea la Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Pozzallo, impegnata lungo il litorale ibleo, da Pozzallo ad Acate. Generalmente riscontriamo
un'osservanza di quelle che sono le disposizioni che fanno capo alla nostra ordinanza di sicurezza balneare. In questi primi giorni abbiamo iniziato con attività di carattere spiccatamente preventivo presso gli stabilimenti balneari. Alcune volte riscontriamo la mancanza di alcune dotazioni a bordo delle unità da diporto e quindi consigliamo a tutti i diportisti, prima di intraprendere la navigazione, di verificare di avere a bordo tutte le dotazioni. Come spesso diciamo, la sicurezza inizia in banchina. I primi giorni di attività hanno infatti già fatto registrare infrazioni e circa 5.200 euro totali di sanzioni amministrative. Sotto la lente anche la nautica da diporto, con l'assegnazione del bollino blu. A tutti i diportisti che supereranno con esito favorevole i controlli verrà rilasciato un bollino blu che, appunto, applicato sullo scafo, permetterà di evitare ulteriori controlli durante la navigazione. L'operazione proseguirà fino al 21 settembre e per ogni emergenza in mare si ricorda il numero blu 1530 e il numero unico 112, operativi gratuitamente 24 ore su 24. E l'estate fa rima, lo sappiamo, anche con il mare, dunque con i costumi, dalla moda anni 60 all'intramontabile intero. Vediamo quali sono le tendenze dell'estate. Desiree Ferrito. Dall'iconico bikini con i laccetti alle tinte unite o le stampe coloratissime fino all'elegantissimo costume intero, iniziata con la bella stagione la ricerca dell'outfit perfetto da spoggiare in spiaggia. C'è chi preferisce non sbagliare, per me il nero no, assolutamente non si sbaglia mai, e chi sceglie l'intramontabile fiorato. Ci tiene a essere anche, diciamo, alla moda al mare? Sì, diciamo di sì. Niente di più semplice allora che avere una guida ai costumi dell'estate 2025, da cui prendere ispirazione in vista di una giornata di shopping. Tendenza di quest'anno sicuramente il laminato in diversi colori e modelli, il triangolo, il top. Il colore di quest'anno è sicuramente il marrone, anche questo in diversi modelli. Il lurex, che non manca mai ogni anno, quest'anno in particolare dai toni del blu e turchese, oppure le paillette, per dare un tocco di luce. Quindi non si passa inosservata in spiaggia? Assolutamente no. Paillette e colori sgargianti per chi non vuole passare inosservata. Di gran moda per le più particolari è il trichini, scolpisce il corpo con intagli e silhouette architettoniche. In questo caso molto scollato davanti e dietro. L'animalier, tornato con prepotenza da qualche anno, conquista i beach club più esclusivi del Mediterraneo. E anche questo con un sotto con il taglio a V un po' più alto. Il taglio dello slip è sicuramente la novità. Quest'anno è di grande tendenza la cosiddetta forma V. Lascia più scoperti i fianchi e slancia la silhouette avvicinandosi alla moda anni 60. Questo per esempio con un taglio a V abbastanza alto, questo doppino che ricorda appunto questi anni, e i colori ovviamente molto freschi. Ad ognuno il suo bikini, prepariamoci a scendere in spiaggia con stile ed eleganza con i costumi più cool del momento. La pagina dei concerti, musica, emozioni e identità siciliana. Piazza Marconi gremita per il concerto di Lello Analfino tra ritmo, messaggi di pace e un omaggio speciale ad Agrigento. Davide Sardo. Un tripudio di emozioni e musica in Piazza Marconi ad Agrigento per il concerto di Lello Analfino e della Torchestar nell'ambito dei festeggiamenti in onore di San Calogero. Il live, tappa del Testa e Cuore Tour, è stato un inno alla pace e un invito alla resistenza collettiva. Sul palco l'artista agrigentino, oggi trapiantato nel palermitano, ha incantato il pubblico con i nuovi brani, tra cui Testa e Cuore. Accanto a lui l'energia travolgente della Torchestar, 9 musicisti d'eccezione per un repertorio ricco di storie, suoni e memoria. Gran finale con l'omaggio alla sua città, 9200. Ovunque voi siate, qualsiasi cosa facciate, siete e resterete giurgintani per tutta vita! Un concerto che resterà nel cuore.
Adesso noi ci fermiamo, torniamo fra pochissimo con lo sport, parleremo di calcio e anche di padel, a fra poco. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale con lo sport in primo piano. Partiamo dal calciomercato, si avvicina l'avvio della nuova stagione con i ritiri che per le squadre vogliono dire il via praticamente della stagione. Il Palermo stringe per Elia e il Catania cerca gli attaccanti, le punte dopo l'addio di Inglese. Francesco Triolo. Un tassello dopo l'altro a Palermo. Si sta ragionando così, la trattativa ai dettagli con Elia adesso libera attenzione per il ruolo di portiere. L'obiettivo è quello di riportare Audero, ma Osti sta tenendo d'occhio altre situazioni, anche interne. Ad esempio, durante il ritiro si vogliono valutare le condizioni fisiche di Gomis. Non è detto che possa toccare a lui. A Catania c'è la necessità di fare presto, di accelerare le operazioni, perché il ritiro è tra meno di 10 giorni e l'obiettivo, neanche tanto nascosto all'inizio del mercato, era quello di dare a Mimmo Toscano una rosa quanto più completa e ridotta possibile per consentirgli di lavorare da subito su un gruppo ben definito. L'addio con Inglese impone delle soluzioni di un certo peso davanti, per questo il direttore sportivo Pastore sta valutando con una certa attenzione Simone Corazza dell'Ascoli, ma sul suo taccuino ci sono anche nomi come Finotto, Comi e Natriello. Non è una punta, ma comunque un giocatore offensivo, Michele D'Ausilio, che ad Avellino viene dato come sondato dal Catania. D'Ascoli, Toscano vorrebbe anche Varone, altro ex del Cesena. Il capitolo uscita è quello più complicato. La Salernitana dopo Inglese potrebbe buttarsi anche su Cicerelli, Montalto potrebbe andare in Serie D, De Rosa. Il Siracusa ha una priorità, il direttore sportivo. Le voci convergono su Antonello Laneri, ma non c'è l'ufficialità. Dopo maggio ha salutato anche Sus, in entrata c'è interesse per Franzoni nella primavera del Torino e per il centravanti Giacomo Corona, figlio di Re Giorgio, del Palermo, ma l'ultimo anno a Pontedera. Il Trapani invece si è tuffato con convinzione su Matteo Battistini, difensore centrale che stava per rinnovare con il Lecco. La proposta dei Granata, però, importante dal punto di vista economico e della durata, un biennale, potrebbe avere la meglio. Parliamo adesso del padel che spopola in Sicilia. Secondo un report della federazione, l'isola è tra le prime regioni d'Italia per appassionati dello sport. Infatti cresce anche il numero di campi e di scuole per allenarsi. Marco Gulla. La Sicilia si conferma regione che fa da traino al padel in Italia, consolidando numeri e primati che raccontano la crescita esponenziale di questo sport nell'isola, con 872 campi da gioco e 337 strutture circoli, è oggi la terza regione in Italia per numero di campi e club, superata solo da Lazio e Lombardia. Siamo tra le prime regioni in Italia come numero di tesserati, come numero di campi. Delle 337 società affiliate, ben 190 fanno attività di padel. Ma è sul fronte della formazione che arriva il sorpasso. Secondo i dati della FTP, con 87 scuole di padel attive, la Sicilia è oggi la prima regione italiana per numero appunto di scuole, superando il Lazio e la Lombardia. Il successo del padel in Sicilia è testimoniato anche dai numeri dei campionati assoluti che si stanno giocando adesso al TC2 e che hanno ben 100 iscritti. Il successo di tutto il movimento è frutto di un lavoro di squadra. Il padel è ormai presente in 127 comuni siciliani, dunque nel 32% di tutti i comuni della regione. In pratica un comune su 3 in Sicilia ha almeno un campo di padel, ben al di sopra della media nazionale che si ferma al 22%. Siamo anche tra le prime regioni in Italia per quanto riguarda l'attività di base, il TPRA, sia come numero di squadre iscritte ai vari campionati, sia come tornei svolti, come numero di iscrizioni nei vari tornei. Quindi numeri in crescita in ogni settore. Bene, davvero tutto per questa edizione, la prossima alle ore 20. Grazie per averci seguito e ancora una buona domenica.